Si inaugura una mostra a Palazzo Ducale, qui dell'artista Francesco Marino. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Palma di Montechiaro, Letizia Paci. Sì, Francesco Marino è un nostro concittadino, quindi diciamo che per noi mettere in risalto i nostri talenti, i nostri artisti, promuoverli è veramente motivo di orgoglio, di grande orgoglio. Francesco Marino esalta i nostri paesaggi, tutto ciò che è della Sicilia e tutti i luoghi a noi cari. Lui si vede la sicilitudine, proprio il sentimento di noi siciliani. Questa mostra l'abbiamo infatti chiamata Ritratti di anime. Sono ritratti di tutte le persone che vivono, quindi che sono state nel nostro territorio con tutta la loro fatica. Quindi vediamo questo quindi, che raccolgono le spighe, no? I nostri lavoratori. Quindi sono dei paesaggi a noi cari, a noi noti. Noi palmesi siamo molto legati a quest'autore, a quest'artista. Chi di noi non ha un quadro di Francesco Marino a casa? Anche perché altre mostre sono state fatte a Palma di Montechiaro nei tempi passati, anche quando lui era ancora in vita. Quindi abbiamo avuto anche modo di conoscerlo personalmente, di conoscere la sua anima, il suo essere, tutta la sua sensibilità, per cui per noi oggi è veramente un motivo di grande orgoglio presentare questa mostra e presentarla anche a chi non lo conosce. Faremo anche degli incontri con le scuole, con i ragazzi, perché è importante che ai ragazzi nasca l'amore per l'arte, per la bellezza, per tutto ciò che ci circonda, che di bello ci offre il nostro territorio, la nostra Palma di Montechiaro, ma soprattutto la nostra Sicilia. Naturalmente questo con il supporto è stato possibile grazie all'aiuto, al supporto della Regione, del Comune di Palma di Montechiaro, al nostro sindaco che crede molto nell'arte, quindi come proprio centro propulsore della cultura, perché è la cultura che salverà il mondo. E naturalmente anche grazie alla nostra dottoressa Rosalba Di Blasi, il nostro funzionario, che è sempre con noi, sempre presente, che ci collabora attivamente. E quindi vogliamo ringraziarla per questo, ringraziare tutti coloro i quali ci hanno sostenuto in questa iniziativa.